Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Cominciamo col tema code ai supermercati. Ne stiamo parlando con Fede Distribuzione e con le principali catene e stiamo chiedendo loro di migliorare il servizio, pur comprendendo le loro difficoltà. Per dare il nostro contributo abbiamo creato una mappa di quei piccoli negozi di prossimità, di quartiere, che sono aperti e che fanno servizio a domicilio. Sarà attiva da domani sul sito del Comune di Milano. Io ringrazio questi negozianti e dico loro che vi forniremo di mascherine dai prossimi giorni. Ora alziamo un attimo lo sguardo, pensiamo più in generale alla pandemia, a quello che abbiamo imparato e al percorso e gli accorgimenti che dovremo mettere in atto per tornare alla normalità. Sulla pandemia non voglio addentrarmi in considerazioni scientifiche, certo abbiamo imparato un paio di cose. La prima sarà lunga, ma la durata dipenderà dal nostro comportamento sociale e ovviamente dalla disponibilità di un vaccino. Meno scontata è la seconda cosa che abbiamo imparato, e cioè la pandemia contagia in maniera indiscriminata per tutte le età, diciamo sopra i 20 anni, quindi colpisce tutti. Il punto è che diventa più rischiosa, diventa addirittura letale, più l'età si fa avanzata. Perché faccio in particolare questa riflessione? Perché sul dopo, su come ci prepareremo, io sto pensando ad alcune cose, ma in particolare a tre elementi. Il primo, se è vero che si rischia meno quando si è giovani e si rischia di più quando si è meno giovani, ha senso che anche il ritorno alla normalità, anche il ritorno al lavoro venga fatta con una gradualità che tenga conto dell'aspetto anagrafico? E guardate, non è teoria, io ci sto pensando per esempio per le migliaia di dipendenti del Comune di Milano. La seconda riflessione, si parla molto di questa app che ci localizza e vede i nostri movimenti, ovviamente per associarle alle zone dove il rischio pandemico è più forte. È una violazione alla privacy? Certo. Ha senso? Altrettanto certo, ma lascio a voi la riflessione. E infine, terza e a mio avviso molto importante come riflessione, si parla molto di tamponi, però attenzione a quello che dice il professor Mantovani dell'Humanitas. In realtà noi dobbiamo anche capire il nostro livello di immunità e quindi come sottoporci a test che attraverso l'analisi degli anticorpi verificano se siamo immuni, e probabilmente siamo immuni perché l'abbiamo fatta e magari non ce ne siamo accorti. Ecco, pensate anche questo elemento quanto sarà importante per il ritorno alla normalità. Vi lascio queste riflessioni, io ci sto assolutamente riflettendo e lavorando e ne parleremo nei prossimi giorni. Buona giornata a tutti voi.